Guardi, abbiamo trovato le carte dei bocconi giovedì sera. Che bocconi erano? Topicidi. È sopravvissuto dopo 10 giorni di malessere e una corsa contro il tempo dal veterinario, il Labrador di 10 anni che vive in una villetta di via Santa Croce a Zerman. Il quattro zampe ha ingerito bocconi avvelenati lasciati in giardino. Come si chiama il cane? Si chiama Benito. E come sta adesso? Sta bene? Allora, è in ripresa, ieri stava malissimo. Il caso, inquietante, tutt'altro che isolato, ha messo in allerta l'intera zona. Appena una settimana prima, infatti, un bulldog francese di 7 anni, appartenente a una famiglia vicina, è morto improvvisamente. Emorragia interna fulminante. Anche in questo caso i proprietari sospettano un avvelenamento, con ogni probabilità causato da topicida. Secondo una delle ipotesi più preoccupanti, dietro i bocconi avvelenati ci sarebbero ladri intenzionati a neutralizzare i cani da guardia prima di introdursi nelle abitazioni. Un segnale inquietante che ha spinto i residenti a rafforzare i sistemi di videosorveglianza e a sporgere denuncia ai carabinieri. Si pensa che anche i carabinieri hanno detto che stanno perlustrando, siccome avranno avuto altre denunce, passano per controllare la situazione e dopo vengono a trovarci. L'area è una zona residenziale fino ad ora tranquilla, dove non si erano mai verificati episodi simili. I carabinieri nel frattempo indagano.